Sveglia truppa! Forza! Parapapapa, paraparapa, sveglia, sveglia! Giù dalle brande! No. Coraggio! Su, su, su! Mm, Comincia un'altra giornata! Dai che dobbiamo ottimizzare questa giornata. Forza. Sarà sempre ottimissima. Eh sì, ottimizzare nel senso di viverla completamente. E non possiamo perdere tempo. Si Pronta? va a Porto Pollo. Andiamo, 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 andiamo. Cosa dice il navigatore? A destra. A destra, però qua c'è uno scalino, Faccio così. Ma guardate dove vi ho portato! Là! Orietta operativa, già al lavoro questa mattina. Prepara l'accampamento. Sembra quasi una spiaggia privata questa. Sei privata di tutto, non c'è niente. Proprio privata. Momento storico, apertura dell'ombrellone. 3, 2, 1. Signori, si è aperto. Operazione eseguita. Eseguita, non so se il vento lo porta via, comunque. Speriamo di no, tocca comprare un altro. Vai col varo del Titanic. E si diverte così, si diverte così. Orietta, 35 giorni in Sardegna, non sei ancora stufa? Non hai voglia di tornare? Stancarsi di una cosa del Non hai genere? voglia di tornare a casa? Assolutamente no. Ma mi toccherà. Giretto in canoa, pronta? Dai, partiamo. A bordo! A bordo. Via. A posto. Dopo una bella remata, che cosa si fa verso l'una, l'una e mezza? Si mangia qualcosa. In barca! Evviva! Cosa stai mangiando? È un formaggino morbido. Ma si vede che è vuoto! Ma come È vuoto? vuoto! Perché l'ho già finito. Vuoi una finzione oscenica? No! È vuoto, te lo sei già mangiato. Dai, facciamo vedere che mi sembra una bella idea sta qua di mangiare in barca, registriamolo. Sì, È sì, vuoto. sì. È vuoto Fai perché l'ho appena vedere, finito. fai vedere che è vuoto. Che figura. C'è chi prepara un sacco di cose in camper, piatti prelibati, oppure va a mangiare in ristorante. E invece a me piace così. Ti accontento di un formaggino spalmabile. Accomodasi ora. Sì, abbastanza. Ma com'era quella storia dei panorami mozzafiato che si vedono sempre nei dépliant? Vieni, qui c'è un panorama mozzafiato. Non è Sì. pericoloso? Sì, perché ti mozzi il fiato, non respiri più. Non è... Ah, cosa è successo? Si è visto un panorama mozzafiato. Dai, Sì. taglia, taglia. Sì, sì. Riepilogo della giornata. Il camper è là sopra. L'ombrellone sulla spiaggia
e la canoa che ti canoa è arrivata qui sull'isola deserta. Non sto scherzando, questa è veramente un'isola deserta. Ci si arriva qui solo in barca, non c'è niente. Certo. La spiaggia più grande è questa qui. Ma si Eccola può qua. fare quello che si vuole, nessuno ti sente, ti vede. Potresti essere anche in pericolo allora, eh? Perché? Bello così però, eh? Ma tu ci staresti qua, in quest'isola deserta? Da solo! Ho paura! Ma magari chiami venerdì. A venerdì è meglio che venga domenica. Te conosci Domenica, tua amica, quella là con le cose grosse? A me piace di più a venerdì. Ti A pareva? me piace venerdì. La tua amica è quella Ben messa. ben messa, bella cicciotta. La sostanza, bella sostanziosa. Urita Channel, isola deserta, Oddio, Sardegna. oddio. Il bello della Sardegna è che con un po' di pazienza puoi trovare queste spiaggette dove c'è pochissima gente. Ecco. Capolinia, scendi. Scendi dalla barca. Ma non puoi stare in piedi. Vieni giù. Non deve essere la tecnica giusta. Guarda come l'hai ridotta. Basta, chiudi. Grande marinaia. Ecco, Orietta è come la Barbie. C'è la Barbie motociclista, la Barbie attrice, la Barbie poliziotta, la Barbie ballerina. E anche Orietta è multitasking e in questa versione abbiamo Orietta cuoca che sta preparando il pranzetto nel suo camperino. Ecco qua, vedi? Adesso bisogna scolare la pasta, le pappardelle con pomodorini e olive. Pomodorini, tonno e olive. Buono. Ma ci stai a cucinare qua dentro? Ma guarda, è comodissimo veramente. Adesso scoliamo la pasta e via. È la prima volta che mi faccio vedere nelle vesti di cuoca, è vero? Ecco le pappardelle pronte. Mi fai vedere quella pinzetta che hai usato? Cos'è? La pinzetta volevo vedere. È un coccodrillo. Ciao, sono un coccodrillo. Ti piacciono queste cose, Ciao, vero? ciao. Sei un giocherellone. Mi inviti a pranzo? Va bene, dai, per questa volta. Gracias. Gracias. Spolatina. Anch'io voglio le pappardelle. Non ci posso credere. E canta la canzoncina. Dai, è il momento giusto. Che devo cantare? Le pappardelle di nonna Pina. Mamma mia. E le pappardelle di nonna Pina le prepari alla sera, le Per la mangi alla mattina. mattina. Ma- Buon appetito! Grazie, dai, Buon dai. appetito! Hai inquadrato le pappardelle? Come no? Anche le tue? Ecco fatto. È un'opera d'arte, no? Abbiamo dato questa notizia al mondo e tutti ne saranno felici. Pappardelle al ristorante Baio Oriettas. Secondo me è un rinoceronte quello, sai.
No, adesso che mi fai guardare, mi pare Pinarana. Non vuol dire niente, lacrime di coccodrillo. Hai fatto la battuta, ma è Mi pareva un un coccodrillo. rinoceronte. Ma no, non è un rinoceronte, è una rana. È una Forse è una rana. rana. Non è una rana, è un rinoceronte con le orecchie, vedi? Ma no, sono gli occhi. Gli occhi, insomma. Guarda, sono gli occhi. C'è un ippopotamo. Ippopotamo, bravo. Un pippopotamo. Sì. Bene. È un ippopotamo, un pippopotamo. Cazzata mostruosa anche oggi. Ma Orietta! tanto, vai, siamo abituati. Orietta Channel! Domani si parte. Sono disperata. Quando le facciamo queste cazzate qua? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Addio. Sei sicuro? Me lo assicuri? Poi lo fai anche da sola, non servo io. Le faccio io. Non credo mica, sai.